Oh, carissimi telespettatori, ben ritornati come ogni venerdì, supportati dai nostri super esperti dello SPCGL del Veneto, e quindi per rispondere alle questioni di attualità che diventano delle emergenze, e in questo caso supportati da Rosanna Bettella, segretaria regionale SPCGL del Veneto, ben ritornata, e Daniele Tronco, segretario organizzativo SPCGL del Veneto, grazie anche a lei. Andremo a fare chiarezza con la televisione di tante bufale che sono circolate sul web, ma non soltanto, anche da altri media, e hanno ingenerato ansia, rabbia in moltissime persone. Molte riguardano anche ovviamente tante persone anziane, anche la questione delle pensioni e poi delle bollette, insomma tutte cose estremamente delicate che in questo momento non fa piacere sentire nessuno. Poi normalmente quando emergono delle notizie viene spontaneo di crederci, perché chi è in buona fede ci crede, poi viene il dubbio, però ci sono anche delle smentite. E allora vediamo di capire queste bufale, Daniele Tronco, sì, perché effettivamente hanno inquietato gli animi, se ne parla anche in questi giorni. Cosa è successo? Da dove partiamo, visto che ce ne sono diverse? Sì, diciamo che la situazione, anche in previsione delle prossime elezioni, sta generando una serie di notizie che vengono veicolate soprattutto sui social media, quindi su Facebook, su Twitter, che sono secondo noi finalizzate a spaventare la gente, magari per orientarne il voto, per orientarne il non voto, il strumentalizzare, consenso, strumentalizzare. E abbiamo iniziato, diciamo, anche a monitorare questa situazione, perché tra le altre cose le persone anziane, per una serie di motivi, sono soggetti di queste, diciamo, hanno una parte, diciamo, vengono coinvolte da queste notizie, e anche sono, diciamo, tra quelle persone appunto le più deboli, che possono essere più spesso coinvolte in queste cose. Diciamo che nei giorni scorsi, per esempio, è uscita una notizia che è una vera e propria bufala relativa alle pensioni di reversibilità, che, come sappiamo, riguardano milioni di persone, soprattutto donne, che hanno, per effetto della legge sulle pensioni, vivono con la pensione di reversibilità del marito o della moglie che sono deceduti. Ecco, chiedo a questo punto alla regia, magari abbiamo queste slide, di mettere la pensione di reversibilità, così focalizziamo un po' quello che è il tema che stiamo affrontando. Da dove nasce questa bufala? Dal fatto che un paio di anni fa il nostro segretario generale, durante una trattativa con il governo, si è affrontato anche il tema delle pensioni. Al tavolo della discussione c'è stato appunto qualcuno che ha ventilato l'idea di ridimensionare le pensioni di reversibilità, e allora ci fu un intervento molto duro da parte del sindacato, che fece accantonare, proprio cancellò questa proposta dalla discussione, e tra le altre cose poi arrivammo a un accordo per quanto riguarda anche la perequazione delle pensioni, eccetera, quindi positivo per il mondo dei pensionati. Beh, cosa succede? 10 giorni fa circa un sito internet rilancia la notizia, riportandola come una dichiarazione del segretario generale dello SPID, Ivan Pedretti, denunciando appunto la possibilità, che era totalmente, diciamo, presa dalla vecchia notizia e rilanciata come fosse una questione del giorno. Ovviamente del tutto falsa, del tutto non vero. Come l'ha presa il segretario? Ha fatto un'azione molto forte, che poi, adesso parliamoci chiaro, noi sappiamo bene che quando tu fai queste operazioni qua passa molto di più
sì. l'allarme notizia, che sì. poi la smentita, perché la smentita la vedono, poi non ha lo stesso effetto diciamo comunicativo che ha l'allarme, perché l'allarme inquieta e fa sì che ci siano milioni di condivisioni di quella notizia. Certo che la smentita non ha lo stesso impatto poi sull'opinione pubblica, quindi il danno comunque viene fatto. Però noi siamo qui anche per dire, guardate, bisogna stare attenti anche sulle informazioni, bisogna stare attenti anche alle varie promesse che vengono fatte e che sentiamo anche in questi giorni, perché quando si dice che si fanno operazioni che hanno costi da 80 miliardi, quando non si hanno poi fisicamente questi soldi, allora si rischia che diventino promesse finalizzate anche qui, insomma, alla scadenza elettorale. E quindi soprattutto alle persone anziane, attenzione, stare attenti. Il problema è che tante volte le persone appunto non addette ai lavori non sanno dove attingere anche le fonti di veridicità, no? Dove andare a capire se una cosa è vera o non è vera, perché questo è l'altro problema. Sì, diciamo che noi, lo SPI, CGIL, il sindacato dei pensionati, la CGIL, le varie organizzazioni sindacali, volendo ci si può attingere attraverso il sito. Noi abbiamo un sito anche in Veneto, che è filtrato, ricontrollato, www.veneto.it, che è molto, tra l'altro è anche molto visitato, dove c'è tutta una sezione dedicata alle news, alle informazioni, dove si può. Però, ripeto, il tema è un po' quello che dicevo prima, cioè l'effetto che si fa lanciando queste fake news, come si dice, queste notizie false, è quello di raggiungere una platea di persone che poi difficilmente riesce a cogliere anche con le smentite. Un po' quello che succedeva una volta con la carta stampata, che però la smentita veniva messa in 12ª pagina, con un carattere molto piccolo. Certo che per la legge sulla stampa si faceva a una disposizione magari della magistratura, però poi in effetti la comunicazione oramai aveva prodotto dei danni. Sì, sottolineiamo, insomma, c'è un clima assolutamente avvelenato, quello che riscontriamo, in cui sembra ci sia una battaglia di tutti contro tutti. E naturalmente chi ci rimette sono le persone più fragili, più indifese, con meno strumenti a disposizione, no? Meno strumenti culturali, le persone più semplici, che vengono coinvolte in questo gioco perverso, no? delle bufale, appunto, delle false notizie, e che o creano aspettative, come diceva anche Daniele, no? Aspettative che non saranno mai realizzate, oppure buttano discredito su cose invece che ci sono e che invece vanno salvaguardate. Ecco, questo delle pensioni di reversibilità per noi è stato un colpo veramente piuttosto pesante, anche perché intanto si è trovato di mezzo il segretario nazionale del nostro sindacato, dello SPI CGIL, che 2 anni fa giustamente aveva tuonato contro chi aveva fatto questa proposta. C'era stato un tentativo di proposta di legge proprio per rendere le pensioni di reversibilità non più previdenziali come lo sono adesso, quindi basate sui contributi che il coniuge deceduto ha versato nella vita lavorativa, ma di renderle pensioni assistenziali, che sono quelle che si pagano invece dalla fiscalità generale, dalle tasse di tutte delle persone di tutto il paese. E renderle assistenziali significa che tutto dipende dalle tasse che si ricevono, no? e in qualsiasi momento possono anche essere modificate, mentre le pensioni, lo ricordiamo, vogliamo ricordarlo e ribadirlo, le pensioni che ogni persona, ogni pensionato riceve ogni mese, frutto del lavoro e quindi dei contributi versati, non saranno toccate.
Abbiamo avuto blocchi della rivalutazione, abbiamo avuto, che poi dopo anche con le nostre battaglie poi sono riprese, ci saranno cambi della rivalutazione che viene fatta annuale, ma tagli di queste pensioni non ci questo non è possibile. Anzi, al contrario, colgo l'occasione, visto che abbiamo affrontato il tema pensioni, poi andiamo a vedere anche altre bufale che sono circolate. Chiedo a entrambi, anzi prima leggiamo il messaggio che sennò dopo... mi fa piacere sentire che il web spesso e volentieri diffonde false notizie. Da anni che lo dico a mio figlio che è sempre sul telefonino. Sì, no, perché poi queste notizie arrivano anche a livello televisivo, ma soprattutto arrivano attraverso il telefonino. Adesso anche molti anziani usano, no? Perché comunque si sono dovuti adattare alle nuove magari tecnologie. Gruppi di WhatsApp, ricevono tutte queste... WhatsApp, proprio in questi giorni, dopo ne parleremo anche dell'altra bufala piuttosto non forte, consistente, ecco, eccetera. Però circolano, no? Arrivano, e allora uno si impressiona immediatamente. Assolutamente. Ha ragione il telespettatore. E ancor più insegnare ai ragazzi ad essere cauti, a vagliare attraverso fonti diverse. E soprattutto usare la testa, no? Provare a ragionare, a riflettere. Infatti. Ecco, appunto, chiedevo a entrambi, al di là quindi non vogliamo fare assolutamente politica, eccetera, per cui destra, sinistra, centro a noi non interessa, però voi come sindacato pensionati, siccome poco si è parlato questa volta di che cosa richiedono le varie categorie, le varie associazioni, i vari partiti, i vari, diciamo, organismi, che cosa vi aspettereste o auspicate o chiedereste in qualche modo alle forze politiche di porre attenzione per quel che riguarda chi rappresentate? Allora, proprio ieri sono ritornato ieri sera da un importante convegno che abbiamo fatto a Roma unitario del sindacato dei pensionati per chiedere alle forze politiche in occasione delle prossime elezioni un impegno per una nuova legge sulla non autosufficienza. È una richiesta che il sindacato ha già fatto per il passato, che abbiamo anche realizzato qualche risultato, perché è un fondo però purtroppo finanziato con 500 milioni di euro, che è poco a livello nazionale, ma è stato un primo segnale. Ma noi chiediamo adesso alle forze politiche un impegno preciso sul tema della non autosufficienza. Perché? Perché oramai registriamo, e deve essere registrato da tutta la società, da tutte le forze politiche, che questa è una società che per effetto dell'aumento dell'anzianità avremo un tema che riguarda il sostegno delle persone non più autosufficienti, e bisogna che ci sia una legge, una nuova legge, che regoli questo sistema e che lo inserisca in un quadro di azione, ovviamente coordinato con chi? Con le regioni, che hanno molte competenze su questo tema, e con gli enti locali, perché guardate che se non si fa questa operazione qui, noi nei prossimi anni avremo milioni di persone che perdono l'autonomia dal punto di vista della capacità di essere, trovi soluzioni in strutture che peraltro costano, oppure avremo un vero e proprio problema sociale molto forte. Bisogna farsi carico di questa situazione, comprenderlo, perché e quindi ecco, diciamo che il sindacato ha posto questa questione all'attenzione delle forze politiche. Purtroppo ieri mancava una parte dello schieramento politico che è in competizione, quindi diciamo che l'obiettivo da questo punto di vista è un po' mancato, e anzi è molto preoccupante, perché se le tre più grandi organizzazioni che tutte assieme raccolgono più di 10 milioni
di persone in Italia fa una proposta del genere e non c'è attenzione. Quindi eravate tutte e tre? Tutte e tre le organizzazioni dei sindacati dei pensionati, ma questo è un tema che anche le confederazioni per gli aspetti anche di relazione con i vari problematiche che ci sono concordano, cioè il tema, ecco, per noi è questo. Poi abbiamo una serie di proposte che più volte abbiamo ripetuto anche qui in questi studi, cioè l'adeguamento delle pensioni, cioè le pensioni quest'anno vengono incrementate dell'1,1%, quindi c'è una piccola rivalutazione, tenendo conto anche che in questi anni l'inflazione, quella ufficiale, è stata diciamo modesta, se non vera e propria deflazione, cioè quindi riduzione, però il tema della perdita della capacità di acquisto delle pensioni è un tema che è fortemente presente, perché ricordiamoci che dal momento in cui uno va in pensione, poi un po' alla volta la sua pensione perde la capacità di acquisto, perché non ha più i meccanismi che si hanno quando si lavora, cioè di incrementare attraverso i contratti nazionali, attraverso la contrattazione. Quindi diciamo che lì c'è un grande tema che riguarda il collocare le pensioni come anche qui il reddito da pensione come una delle emergenze nazionali che deve essere affrontata tenendo conto poi della situazione concreta. Assolutamente, torniamo dopo su questi temi, vediamo anche le altre bufale che ci sono, leggiamo anche i messaggi, dopo la pubblicità, ma intanto leggo subito, dai. Sì, ok, il web diffonde di tutto, anche false notizie, fake news, ma lo scandalo è quando lo fa la televisione di Stato, ne è pieno, senza ciò che dicono i nostri politicanti, sono una fake news fatta in persona. E qui vabbè, ci sarebbe parecchio da dire, perché effettivamente dopo torneremo su questi temi per quanto riguarda appunto alcuni punti che sono stati toccati trasversalmente appunto dalla politica, se incontrano la vostra approvazione oppure se obiettivamente sono irraggiungibili. Pubblicità.